Uno sbarco dopo l'altro ha riempito nuovamente Lampedusa, la più grande delle isole Pelagie, caricando l'hotspot di Contrada Imbriacola con oltre 1100 migranti. Una situazione davvero delicata che rischia ulteriormente di ingigantirsi per le calde temperature ed il mare piatto e caldo delle ultime ore. Sono più di 400 i migranti irregolari accolti dalle ONG durante le ultime 24 ore, le cui operazioni sono andate avanti per tutta la notte fino all'alba di ieri. L'intervento delle ONG che operano nel Mediterraneo ha evitato altre tragedie, trasferendo sulle imbarcazioni della Ocean Viking, Sea-Watch e Nadir i migranti partiti dalle coste libiche. Per tutta la notte fino alle prime ore del mattino, insieme a Sea-Watch, siamo stati impegnati in una difficile operazione di soccorso di 400 persone da una grande barca di legno che imbarcava acqua, racconta SOS Mediterranei. I sopravvissuti stanno ora ricevendo assistenza a bordo delle nostre imbarcazioni. Sono state almeno 5 le imbarcazioni intercettate, 23 tunisini, tra cui 3 donne, 11, poi 10, 17 ed infine altri 20. Verso le ore 2.50 del mattino la motovedetta della Capitaneria ha salvato un barcone a 9 miglia dalla costa con 44 clandestini di provenienza da Bangladesh, Egitto e Sudan. Una situazione difficilmente gestibile nell'hotspot di Contrada Imbriacola, dove sono presenti oltre 1135 migranti rispetto ai 250 previsti. Già da questa mattina saranno trasferiti dalle forze dell'ordine 97 migranti irregolari sulla nave Quarantena Azzurra, che li trasferirà a Porto Empedocle, ed ulteriori 77 su una nave di linea, sempre con destinazione Porto Empedocle. Dovrebbero seguire, nelle intenzioni del Viminale, altri 260 trasferimenti. Questa è intollerabile, signori, una situazione veramente intollerabile. Guardate la vergogna, guardate. Questa è la vergogna che vediamo tutti i giorni, che noi ancora oggi subiamo tutti i giorni queste vergogne. Ve l'ho detto, in questi giorni ci stiamo organizzando per denunciare la Lamorgese, il ministro degli interni, perché non è veramente competente di gestire questa situazione. Da quando hanno smantellato i decreti di Matteo Salvini, l'invasione è triplicata, signori, quadriplicata. Una cosa veramente vergognosa, perché la Lamorgese, che sta in silenzio tutti i giorni, veramente vergognoso, una situazione veramente proprio da schifo, perché non possiamo subire tutti i giorni queste situazioni. Basta, è uno schifo, signore. Adesso questi stanno imbarcando sulla nave di linea e vengono smistati per tutta l'Italia, ve lo dico, per tutta l'Italia. Quindi non fate sempre i leoni da tastiera dicendo cosa facciamo noi lampedusani, cosa stiamo facendo noi italiani per fermare questa situazione. Io una soluzione ce l'ho trovata. Io in questi giorni andrò a denunciare la Lamorgese. Se ognuno di voi nelle vostre città, nelle vostre isole fa quello che sto facendo io, può darsi che possiamo fare qualcosa tutti insieme, ragazzi. Denunciamo al ministro degli interni, la Lamorgese, mi raccomando, perché adesso stanno nuovamente arrivando altri clandestini. Mi stanno dicendo stanno arrivando altri clandestini, signori, una cosa veramente vergognosa. Basta, condividete e facciamo in modo che la gente si unisce a questa, diciamo, a questa proposta che vi ho detto io. In questi giorni andrò delle forze dell'ordine a denunciare il ministro degli interni,